Quando parliamo di erosione delle coste parliamo sostanzialmente di due tipi di problemi. Uno, quello del quotidiano, dell'immediato, e ha a che fare con il dissesto idrogeologico causato da un'antropizzazione selvaggia che nel corso degli ultimi decenni non ha previsto alcun rispetto per la regolamentazione vigente, e parlo e mi riferisco soprattutto a un consumo del suolo eccessivo, a cubature sotterranee, a costruzioni selvagge e spesso addirittura abusive lungo le nostre coste, e scarso apporto di materiali da parte dei fiumi, che sono gli agenti naturali che dovrebbero costituire il più forte rafforzamento delle coste naturali. E tutti questi fattori insieme hanno contribuito e contribuiscono tuttora a uno sviluppo assolutamente squilibrato lungo la costa e a un'antropizzazione che inevitabilmente, a fronte di, come dire, eventi atmosferici eccezionali che sono sempre più frequenti, portano assolutamente a dei disastri e quindi a un'erosione delle coste spesso davvero incontrovertibile. Il secondo problema, e secondo me assolutamente maggiore e ben più importante, non ha tanto a che fare con la quotidianità, ma ha a che fare proprio con ciò che ci sta accadendo, e quindi parlo dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale. Ed è soprattutto quest'ultimo il fattore che sempre più nei prossimi anni porterà a un'erosione delle coste dovuta alla fusione dei ghiacciai e quindi a un innalzamento del livello del mare. Questo fa sì, per esempio, parlando di noi veneti e del nostro territorio, che gran parte della costa, ma anche della pianura nella quale viviamo, e penso anche alle grandi città come Padova, come Vicenza, come Verona, saranno inevitabilmente nel corso degli anni di fronte a un innalzamento del livello marino e quindi a un consumo del suolo e un'erosione delle coste che porterà sostanzialmente il mare a invadere l'entroterra. Ecco, questo è, anche da un punto di vista di un autore che ha a cuore il cambiamento climatico, uno scenario apocalittico che si presta davvero, come dire, anche a delle suggestioni fantascientifiche, e che però mi auguro da cittadino che non accada e che si possa davvero fronteggiare per tempo, anche se il tempo sappiamo è poco, ma ancora minore purtroppo è la volontà. E anche su questo tema siamo molto indietro nella nostra regione, nel nostro territorio. Parlo di cultura e di dibattito pubblico, ma soprattutto di politica, perché la politica deve finalmente rendersi conto che non c'è più tempo da perdere e la volontà deve essere forte, netta e immediata nella risoluzione di questi due problemi, il primo locale e il secondo globale.